Questo colpo di Pierpaolo Marino a Bergamo all'Atalanta, beh, sarebbe davvero da copertina. Andiamo da Giulia Borletto. Giulia, buonasera di nuovo, vai con la notizia. Buonasera di nuovo, ti dico velocemente che Giovanni Madiotto, ex Bassano, rientrato al Chievo durante le comproprietà, sarebbe vicinissimo all'approdo al Treviso. Aspetta, allora, chiariamoci un attimo. Qui parliamo del colpo dell'Atalanta, 10 milioni di euro che arriva dall'Argentina, con tutto il rispetto del Treviso, tu mi passi alla Io C2. sto cercando di contattare Bastianelli, ma continua a non rispondere. Nell'attesa te l'ho detto un'altra. Ho capito, bilanciamo, Presidente, però qui passiamo già dalla B alla Lega Pro, alla Serie A, non si capisce nulla, poi io stavo parlando di 10 milioni di euro, mi parla del Treviso, con tutto il rispetto ovviamente per il club trevigiano che auguriamo di risalire. Anche la regina oggi gli ha dato 3 calciatori al Treviso. Chi sono? Adesso, questa è una domanda da... Sono calciatori che diventeranno famosi. Diventeranno famosi. Andiamo da Maria De Filippi, saranno famosi. Va bene. Alfredo Pedulà, veloce con i numeri che dobbiamo chiudere la prima parte, speciale calciomercato. Occhio che ti casca la penna, vai con le notizie.